Grazie Presidente. Abbiamo conosciuto delle fasi alterne nella politica di questa regione. Si può essere d'accordo con una proposta piuttosto che con l'altra. La cosa rispetto alla quale non saremo mai d'accordo e che secondo me in politica è un peccato capitale è l'ambiguità. Consigliera Venturini. Come si diceva una settimana fa, vorrei che fosse chiaro, perché il Partito Democratico ha tanti difetti ma non è ambiguo, in quest'Aula soprattutto, che noi non siamo nemici di nessuno, capogruppo Villanova, ma ribadiamo di essere chiaramente alternativi a questa maggioranza di destra. Il fatto che per la seconda volta in quest'Aula, nel giro di una settimana, la maggioranza dimostri con un voto non uniforme di non esistere più in questa regione è un fatto politico che non può essere nascosto dietro dichiarazioni di facciata. Per tutte queste ragioni, assumendoci noi sì pienamente la responsabilità del voto che esprimiamo e che non è un voto contro perché non ci avete dato tutti gli emendamenti che volevamo, ma è un voto contro perché abbiamo una lettura diversa della società veneta e delle soluzioni da mettere in campo, voteremo contrariamente no a questo collegato alla legge di bilancio, sottolineando certamente lo spirito collaborativo e costruttivo che pensiamo sia stato recepito nei nostri emendamenti, in quelli presi e quelli no, perché la collaborazione non si dimostra soltanto portando a casa gli emendamenti approvati, ma anche e soprattutto offrendo degli spunti alla discussione. E io spero che venga riconosciuto anche da questa maggioranza che nelle centinaia di emendamenti che abbiamo presentato non c'è mai stato uno spirito ostruzionistico, ma semmai una voglia e una necessità di rappresentare un punto di vista sulla regione alternativo e di contribuire in maniera proficua al confronto che non finisce oggi, che non finisce con questa legislatura e che tra i tanti dubbi che vedo aleggiano in quest'Aula, diciamo chiaramente so già da che parte vedrà schierato il Partito Democratico e le forze di centrosinistra riformiste, che non si fanno né comprare né sono in vendita. Per tutte queste ragioni lasciamo parlare la collega Camani, grazie. Per tutte queste ragioni, siccome sia stasera che domani faremo la spesa, collega Centenaro, allora vedo che sei più preoccupato di capire cosa facciamo noi e meno di spiegarci cosa stai facendo tu qua oggi da 5 anni. Per tutte queste ragioni, consapevoli del periodo faticoso e della necessaria assunzione di responsabilità che serve, voteremo contro al provvedimento in esame.